Nessuna responsabilità o istigazione al suicidio, la tragedia fu il risultato di una libera scelta. Così la procura di Belluno, che ha archiviato il caso sulla morte di Chloe Bianco e il secolo Luca Bianco, la docente transgender di 58 anni di Marcon, deceduta lo scorso giugno nel rogo della sua roulotte parcheggiata tra Auronzo e Misurina. La tragica morte dell'insegnante infuocò quei mesi di inizio estate con proteste di piazza organizzate dalla comunità LGBT, dalle famiglie arcobaleno, dalla rete studenti medi. Da Treviso a Venezia, qui i manifestanti chiesero le dimissioni dell'assessore regionale all'istruzione Elena Donazzan, finita nel mirino degli odatori seriali, con minacce e insulti via social rivolti a lei e ai suoi familiari. L'assessore era stata accusata di essersi accanita contro la docente che nel 2015 si presentò all'Istituto Scarpa Mattei di San Donà di Piave, dove insegnava in abiti femminili, annunciando agli studenti che quella avrebbe dovuto essere per tutti la sua nuova identità. Un annuncio che colse di sorpresa i ragazzi e i genitori, che si rivolsero proprio all'assessore all'istruzione perché prendesse una posizione. Donazzan definì gli attacchi nei suoi confronti una strumentalizzazione politica di una tragedia, ribadendo in più occasioni che il tema della sessualità è un fatto privato da rispettare, ma la scuola non può essere un luogo in cui ci si presenta vestiti da donna da un giorno all'altro senza preparare la classe. Le modalità scelte per quel coming out portarono alla sospensione di 3 giorni della docente, che vide il suo ricorso rigettato dal giudice del lavoro. Dopo 2 anni Chloe Bianco lasciò l'insegnamento. È da lì che forse si innescò un vortice di smarrimento, solitudine, che la stessa insegnante raccontò in un blog, fino al tragico epilogo e alla decisione di farla finita. Chi scese in piazza in quei giorni di giugno vide un collegamento tra la sua vicenda personale e le conseguenze che vi furono, la successiva depressione e il suicidio, ma oggi la procura di Belluno ha scritto la parola fine in questa drammatica vicenda.